Sono 59 le realtà imprenditoriali pronte ad investire su Porto Marghera. L'ha annunciato la Regione, che aveva promosso una call insieme al Ministero dello Sviluppo Economico e Invitalia nell'ambito del progetto di riqualificazione industriale dell'area. I settori che esprimono una maggiore domanda di investimenti e occupazione sono il manifatturiero e la logistica. I progetti al di sotto 1,5 milioni di euro sono circa il 30%, prevalgono invece le proposte di investimento di dimensione compresa tra 1,5 e 20 milioni di euro. Ma sarebbero 5 le manifestazioni che individuano progetti di investimento potenzialmente cantierabili. Cauta la posizione del sindacato Filctem CGIL, che torna a parlare di bonifiche sull'area di Porto Marghera. Non dimentichiamo, ha dichiarato il segretario provinciale Colletti, che molte occasioni di investimento da parte di una società che avevano manifestato l'intenzione di avviare qui le loro attività sono andate perdute. Basti pensare, continua, ai posti di lavoro promessi e mai assegnati all'ex Montefibre, che l'oleificio Medio Piave doveva rilevare almeno 5 anni fa e di cui non si è più saputo nulla. Il fatto però che ci sia più di qualcuno pronto ad investire fa ben sperare. Una notizia che in qualche modo va di pari passo con la fotografia scattata dal presidente di Confindustria Veneto sullo stato di salute delle imprese nella nostra regione. Beh, è chiaro che noi siamo una delle principali locomotive d'Italia, noi siamo veneti e questo sappiamo cosa significa in Italia e anche nel mondo. La situazione è molto critica perché comunque ci stiamo leccando molto le ferite di una crisi che non è finita, che stenta a ripartire, ma è chiaro che c'è una nuova economia che sta decollando, che sta cavalcando l'uscita dalla crisi, che ripeto non è ancora stato raggiunto il punto iniziale del 2008, ci sono altre aziende che sono particolarmente in difficoltà e speriamo che riescano a riabilitarsi dopo questo periodo.